La violenza risale a un mese fa esatto. Una ragazza era stata costretta a rapporti sessuali nell'area dismessa dell'aeroporto Allegri di Padova e le indagini della polizia avevano portato all'arresto nei giorni successivi di 3 tunisini, un irregolare e 2 richiedenti asilo per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo. Ora gli agenti della squadra mobile hanno chiuso il cerchio, arrestando altri 2 presunti complici. Si tratta di altri 2 tunisini di 19 e 20 anni, fermati dai poliziotti vicino alla questura e in corso Garibaldi. Le accuse sono anche di violenza privata e di rapina aggravata in concorso. I 3 già arrestati nei giorni scorsi, invece, sono volti ben noti alle forze dell'ordine, tutti tra i 19 e 20 anni e già con parecchi episodi criminali alle spalle. Uno in particolare, trasferito al centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, era stato protagonista con altri di una rivolta con danni alla struttura e poi era riuscito anche a fuggire nel marzo scorso. Prima di quest'ultimo episodio di violenza, i 5 ora sono tutti in carcere.